È assurdo e è immorale. È un giudizio secco quello che il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte dà della richiesta da parte dello Stato di restituzione dell'extra profitto da parte di quei comuni dell'Alta Marca che hanno rivenduto l'energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà degli stessi enti. Chiedere che questi comuni invece riconoscano allo Stato l'extragettito è davvero un'assurdità che non possiamo assolutamente tollerare, quindi chiedo al governo di rivedere questa norma perché in questo momento dobbiamo mettere i soldi nelle tasche dei cittadini, degli imprenditori e dei comuni e non continuare a prelevarli. Una beffa per i sindaci, già alle prese con bilanci comunali difficili da chiudere a causa dei rincari energetici. Stiamo facendo davvero i miracoli per riuscire a chiudere i bilanci, probabilmente ce la si fa anche, però non vogliamo che passi un messaggio sbagliato al governo, cioè chiudendo i bilanci che tutto va bene. Conte comprende ma non condivide la provocazione lanciata dal primo cittadino di Preganziole e membro del direttivo dell'ANCI Veneto Paolo Galeano di non approvare proprio i bilanci entro il 31 dicembre e andare così in esercizio provvisorio. Sarebbe sbagliato perché il rischio è quello di continuare a penalizzare i nostri cittadini provocando lo Stato, quindi le provocazioni servono a poco. Capisco e condivido le preoccupazioni del sindaco di Preganziol Galeano, con il quale nei prossimi giorni ci incontreremo e soprattutto sarà un tema che affronteremo nella prossima assemblea ANCI, perché condivido con lui che sarebbe bene muoversi in modo uniforme, tutti i comuni allo stesso modo.